11 marzo 2023, Val di Zoldo, partenza per Rifugio Bosco Nero e Forcella Ciavazzole. Casera Mugon e si continua in mezzo al bosco. 4,90, si continua. Super di qua, 4,90. Bisogna lasciare questa mulattiera che non è neanche segnata nella cartina, quindi via di qua. Ponticello. Ecco la calada, zona un po' smottata. Vista spettacolare sul Civetta e il Moiazza. Ed eccoci arrivati al Rifugio Bosco Nero. Ravanage selvaggio sulla neve, in teoria ci siamo ricongiunti al sentiero che adesso dovrebbe portarci verso Forcella Ciavazzole. E lì in mezzo Forcella dei Mat, sentiero 485. Gli omini, gli ometti ti salvano la vita. Ecco la Forcella delle Ciavazzole. Alla ricerca della Forcella Ciavazzole, immersi in un canalone di neve che arriva fino alla vita, in questo canalone che ci divide dalla Forcella Ciavazzole. Sembra proprio impervio, troppo impervio. La cosa difficile è che non vedo cosa c'è sotto ai ponti di neve. Attenzione, attenzione. Bel passaggetto. Occhio. Pianta la bacchetta. Ok, tieni il corpo verso monte così sei più sicuro. Bravissimo, adesso là hai le radici belle dure che ti tengono e finalmente un segno rosso sull'albero, finalmente. Come si può vedere la neve ce n'è tanta e anche negli impluvi si arriva fino alla vita. È una cosa incredibile, non ci aspettavamo. Porca boia, infatti dentro tutta sta neve.
di ritorno alla casera Bosconero, rifugio Bosconero, e adesso ritorno verso lo Zoldo. Ed eccoci ritornati in Zoldo, bella avventura di ravanata per la Forcella Ciavazzole non raggiunta, ma bello lo stesso. Grazie Leonardo. Ponte tibetano, Val di Zoldo.